Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi all'ormai tradizionale Festa del Pesce che avrà luogo fino al 22 settembre presso gli impianti sportivi con ampio parcheggio. Troverete saporiti piatti naturalmente a base di pesce da degustare, dall'antipasto al fritto misto, branzino, baccalà e ancora anguilla, seppie e molto altro ancora. Tutte le sere a partire dalle 19 e la domenica anche a pranzo. In apertura della Festa dell'Uva, venerdì 20 settembre a partire dalle 20:15, l'associazione Dama Castellana vi aspetta numerosi in piazza Cima a Conegliano per la rinomata cena della vendemmia. Avrete così la possibilità di degustare piatti della tradizione, naturalmente con la convivialità della vendemmia veneta. Il prossimo weekend a Carbonera, in provincia di Treviso, ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini di Carbonera, nel 55esimo della fondazione del gruppo. Sabato 21 settembre alle 20:30 grande concerto di cori presso la chiesa di Carbonera. Domenica 22 settembre a partire dalle 9:30 sfilata, alzabandiera e poi Santa Messa e inaugurazione e benedizione dunque della nuova sede. Giovedì 19 settembre i Papu a Pordenone Legge alla loggia del municipio in corso Vittorio Emanuele II. A partire dalle ore 11 di sfida letteraria tra le scuole superiori del territorio. Le squadre si sfideranno nella lettura di una pagina che verrà votata live dal pubblico presente all'evento e alla fine verrà decretata la pagina più bella degli ultimi 20 anni. Nel 1837 fu inaugurato il primo negozio Tiffany. All'inizio era tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar. 11 anni dopo ebbe inizio la fama dei diamanti di Tiffany, in seguito all'acquisto dei gioielli della corona francese, annunciato a grandi titoli sulla stampa. Da allora si costruì un alone di mito attorno alla gioielleria di New York. Ma la provvidenza, dicono, è come il bel tempo, non può non arrivare. Alberto Bevilacqua. A sud di Vicenza si aprono le porte dei Colli Iberici, una perfetta oasi di relax nonché culla di storia, tradizioni e sapori. Vi si trova il Castello della Bella Guardia, detto anche di Giulietta, all'interno del quale è stato costruito un ristorante dell'atmosfera storica e una terrazza panoramica da cui è possibile ammirare un ampio panorama, mentre il Castello della Villa, ovvero la dimora di Romeo, edificato nel 1354 per volere di Can Grande II della Scala, oggigiorno viene utilizzato come teatro all'aperto durante la bella stagione. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.